Se non è un'ultima chiamata, poco ci manca. Il ciccione di Imperia e nero-azzurri di Buttu ricevono il Gozzano. La sconfitta a Vinovo ha fermato a 2 le vittorie di fila dei padroni di casa, filotto con cui i piemontesi si presentano in Liguria. Immagini di Fabio Molinari che partono dalla conclusione di Scalzi dalla sinistra, che dopo pochi minuti impegna Aiolfi. Lo stesso Pippo Scalzi pochi minuti più tardi calibra male l'imbucata per Serdi. Ne esce questa occasione per Giglio col tiro del capitano nero-azzurro che viene controllato dall'estremo difensore ospite. Ancora Imperia, ancora al numero 7 di casa, una conclusione innocua diventa pericolosa perché scappa da Iolfi, ma Graziani non riesce ad approfittarne. Il Gozzano si vede a metà frazione, Silla deve intervenire su una conclusione dentro l'area di Lischetti. Il tempo si chiude con lo spunto di Giglio e il tiro largo di Pippo Scalzi dal limite dell'area. Nella ripresa subito pericoloso il Gozzano su azione d'angolo, la sfera arriva a Pluvio, il tiro del numero 14 termina sull'esterno della rete, la formazione di Lunardon sembra uscita meglio dagli spogliatoi e al quarto d'ora rischia di passare in vantaggio con questo pallone che danza sulla linea di porta di Sila senza trovare nessuna deviazione vincente. La conclusione di Lettieri che sbecca la traversa è il preludio al gol che arriva nella maniera meno attesa, cross dalla destra apparentemente innocuo. Silla perde il contatto col pallone, Fragomeni sentitamente ringrazia per una delle reti più facili della sua carriera. Lo 0-1 genera una reazione più di pancia che di ragione. Thomas Graziani reclama rigore per questo lieve contatto in aria. All'83esimo la doppia sterzata Zizzerdi in area di rigore, il cross morbido al centro a salvare Capre Cavoli c'è sempre lui, Pippo Scalzi. Anche con un fondamentale che non è proprio il pezzo forte della casa non succede più nulla. Imperia e Gozzano si dividono la posta in palio.